Buonasera ragazzi e forza Napoli, mamma mia, una partita surata per vincere, anche se nettamente meritavamo per i numeri, guardando le statistiche, mi sembra 8 tiri nello specchio della porta contro 2, possesso palla intorno ai 65, quello che sia, calci d'angolo 24, Lukaku sempre più assente, almeno per queste due partite, assente perché poi bisogna giudicare partite per partite, due partite, Lukaku totalmente assente, né assist, niente, zero. Un tridente nuovissimo e sperimentato con il Lecce. Gonghe come bip si chiama, ni. Per me Neres sono sempre su parere qua a Trasì a partita in corsa. Titolare no. Se vuoi fa Trasì titolare deve giocare sulla fascia destra. Stop. Almeno per provarlo di qua, perché lo vedo più incisivo sulla fascia destra. Però io, per come vedo, ovviamente il calcio è soggettivo, ma quando vedo il calcio io, Neres in questo momento deve giocare a partita in corso, basta. Ma in questo momento, per lo stato di forma di Politano titolare sempre in questo stato di forma. McTominay pure assente, parliamoci chiaro. Un rigore nettissimo, non ha capito perché. Secondo me l'arbitro ha peccato pure un po' di presunzione, dice che voglio decidere come Anniches, per me qui è calcio di rigore. Poi, vi ripeto, per me è calcio di rigore perché io, per quanto riguarda, posso essere sportivo, se non ci fossero gli estremi avrei detto non giustificano con calcio di rigore. Per me è calcio di rigore, perché Politano spinge la palla con la testa e un calore bubù o angolo, quindi è calcio di rigore tutta la vita. Gol annullato a Di Lorenzo, il primo gol ci stava, credevo che non c'era perché vedendo il portiere più dietro con il difensore, però mi diceva mio figlio che il difensore è stando dietro il portiere facesse sostituto come portiere, quindi il portiere in sé per sé, stando più avanti del difensore, tu stai in fuorigioco, quindi è come se il portiere diventasse un difensore, io difensore stando in porta dietro come si chiama Di Lorenzo era come se fosse un portiere e quindi là si calcola il penultimo. Di Lorenzo stava un poco più indietro del portiere che era difensore in quel momento e quindi era da annullare. Il Napoli sinceramente non mi ha entusiasmato così tanto, ma parlo proprio sincero, non è che mi ha entusiasmato così tanto. Però queste sono partite rognose, queste squadre neopromosse sono partite rognose. Quelle che conta sono i 3 punti, quelle che conta sono i 3 punti. Lo dico proprio a te, Rubetti, a te che mi stai guardando e ce l'ho con ben 2 colleghi, giustamente, mo si guarda sto video, ovviamente uno è sportivo, l'altro invece proprio è un ciuccio, Rubentino, è un ciuccio. Ma stiamo aspettando a te Inter Juve. Ma stiamo aspettando. Ma intanto pigliate sto limone bello al bacio, zucuso, Rubentino. Ok? Io la settimana prossima, e mi sembra anche tu, non ci vediamo al lavoro e quindi non ti posso sfottere, perché secondo me forse ti sfotta, ma io presumo un pareggio, ma a me mi abbassa sto pareggio, perché più pareggiatori a noi vicini, ma noi più ci abbiamo a meno di una mangiata di punti avanti. Ma intanto tu personalmente, no, il tuo collega un russo là, non mi ricordo il nome, che poi è pure un collega mio,
non mi ricordo il nome, quello è più sportivo, tu sei proprio un gnorro, un gnorro rubentino, però ti voglio bene lo stesso, pure che sei un rubentino si chiroto, quindi, vabbè, comunque, tirandole su, abbiamo vinto una bella partita, 3 punti importantissimi con i fratelli leccesi, perché fratelli leccesi? Perché da oggi in poi tutto il sud, per me, sono tutti fratelli. Poi gli altri altri tifosi del Napoli possono pensare quello che vogliono. Io così vedo il calcio e così vedo il tifo. Per me il tifo deve essere unione, passione. 90 minuti deve finire tutto e basta, stop. Ok? Questo è così vedo il calcio. Per me tutti, chi loro sud sono tutti fratelli. Chi loro nord sono parenti. No, chi cazzo sa che li squadra là, quindi là è un altro discorso, ma sempre sportivamente si va nello sfottò e basta. Dopo i 90 minuti, poi dopo tutti a stringerci la mano e tutto, dibattito, discussione da bar, questo deve essere il calcio, a mio avviso, perché è così su. Poi ovviamente è normale, ma un poco è normale che hai i martelli, questo è fuori discussione. Vabbè, io vi saluto, mi godo questi 3 punti e mo stiamo a guardiamo gli altri cosa fanno. Ciao, un bacione, è sempre solo Forza Napoli, perché tutto riesce calcisticamente parlando, è munnezza sicchiero, che biffoti che fa. Ciao, è Forza Napoli!